Parliamo ora di politica, di questa calda politica a Portogruaro. Sentiamo cosa ci dice a proposito di questa situazione il senatore Paolo Scarpa Bonazza Buora. È stata una conferenza stampa piuttosto elettrica, è stato preso di mira in particolare l'organo diocesano, il settimanale diocesano Il Popolo, ma secondo lei il centro-sinistra sta facendo un'opera di disinformazione? Ma direi che centro-sinistra non esiste a livello nazionale e non esiste nemmeno a Portogruaro. Diciamo semmai che l'ex sindaco, il ragionier Bertoncello, sta dopo un evidente insuccesso della sua compagine, perché ricordo che per la prima volta da quando esiste questo sistema elettorale il centrodestra ha vinto le elezioni amministrative a Portogruaro, sta facendo opera di disinformazione da un lato, ma direi ancora di più, e questa è una cosa francamente che umanamente mi dispiace, di vittimismo politico, e allora sì, devo dire che questa non è prodromica ad un successo elettorale. La cosa mi fa essere ancora più ottimista rispetto alle nostre possibilità, le possibilità del centrodestra, le possibilità di Angelo Tabaro, anche perché, guardi, rispetto a qualche mese fa, io oggi ho notato, e di questo sono veramente felice, una unità, una compattezza, una forza, un'unitarietà che di tutta la nostra compagine, di tutte le nostre liste attorno ad Angelo Tabaro, che qualche mese fa non vedevo con questa intensità. E quindi... Forse questa unità a livello regionale, senatore Scarpa, il centrodestra il prossimo anno non avrebbe problemi? Ma guardi, ma che non ha problemi comunque, non avrà problemi comunque, io sono convinto che tutto andrà per il meglio a Portogruaro e nella nostra regione.